Punte di 37 e 38 gradi, con picchi di 39 attesi nel Rodigino, colpa dell'anticiclone nordafricano che garantirà giornate soleggiate ma anche massime al di sopra della media stagionale. Nel fine settimana che segna l'inizio ufficiale dell'estate, in arrivo in Veneto un'ondata di calore che ha fatto scattare l'allerta gialla della protezione civile. In queste ore sarà possibile trovare refrigerio su Dolomiti e Prealpi, ma anche qui da domani si soffrirà il caldo con temperature sicuramente più gradevoli ma comunque elevate. Aria che poi calda, che in modo particolare sulla pianura padana si insacca e quindi dà ancora più effetto, perché non avendo un ricambio i sistemi perturbati non passano, quindi aria che staziona e si carica sempre più di umidità e di caldo e quindi di energia. Quindi nelle prossime ore avremo dei valori veramente straordinari, considerando che siamo in giugno, quindi valori massimi intorno a 34, 35, forse 36 gradi all'ombra, perché al sole sono molti, ma molti di più. E soprattutto i valori minimi che si mantengono intorno ai 23, 24, anche 25 gradi, quindi avremo anche la notte del tipo tropicale. Ondata destinata a prolungarsi fino a mercoledì e giovedì, ma temperature sopra i 30 gradi caratterizzeranno tutto il mese di giugno. Energia che si ferma da noi e poi con il passare dei giorni aumenta e probabilmente nella prossima settimana poi potremmo avere la possibilità, si creano le condizioni anche di qualche temporale. Intanto da lunedì prossimo sarà attivo il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500 che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, per mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il numero sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi.